Eravamo in tre ma non sapevo andassimo a compiere un omicidio, confessa a sorpresa uno dei presunti sicari di Margherita Ceschina, la 72enne di Conegliano che secondo l'accusa fu fatta uccidere per ordine del marito. Una folla commossa, Motta di Livenza per l'addio al bimbo di 7 anni scomparso per una malattia rara. Il funerale anche i suoi amati supereroi come l'Uomo Ragno, ora sei uno di loro in paradiso. 7 giorni di sospensione per il Casanegra di Ponte della Friula, è diventato famoso per il cartello antimaranza. Per la questura era diventato ritrovo abituale di pregiudicati, controlli anti-baby gang a Lancenico. Tremendo schianto tra due auto durante un sorpasso a Quinto di Treviso, impressionante lo scontro. Fortunatamente i feriti non sono gravi. Lavoro in nero nella Marca, maxi operazione dei carabinieri, multe per 130.000 euro, lavoratori senza contratto nei campi e nei cantieri edili, e spunta anche un'agenzia di pompe funebri. Il caso dell'ex polveriera di Volpago, sollevato dalla nostra emittente, arriva in regione con un'interrogazione del consigliere Zannoni. Basta degrado diventi una colonia artistica. Il ministro dello sport a Bodi nella Marca parla del futuro dei vertici nazionali del CONI, ribadito il no del rinnovo a Malagò, l'ipotesi Zaia resta percorribile. A Bodi era ad Asolo per inaugurare il nuovo palazzetto dello sport, costato 2.800.000 euro, verrà utilizzato dagli studenti, dalle società sportive del territorio, ma anche per eventi e spettacoli. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la svolta nel processo per il femminicidio di Margherita Ceschina, che fu fatta uccidere secondo la procura di Treviso su mandato dell'ex marito Enzo Lorenzon. Confessa infatti uno dei presunti sicari, l'ultimo estradato in Italia. Ero lì, eravamo in tre ma non sapevo andassimo a compiere un omicidio, così ha detto ai pubblici ministeri. Tutti i particolari nel servizio di Lina Paronetto. A casa di Margherita Ceschina a Conegliano il 23 giugno di 2 anni fa Luciano Joel Lorenzo c'era, lo ha ammesso lui stesso in quella che è di fatto la prima confessione da parte di uno degli indagati per l'omicidio della 72enne picchiata e soffocata nel suo appartamento. Un interrogatorio di 10 ore, quello a cui si è sottoposto Joel Lorenzo, 25 anni, estradato in Italia solamente il 26 gennaio, vale a dire a processo già iniziato per i 5 imputati. Un primo procedimento a carico di Enzo Lorenzone, ex marito della Ceschina, è considerato il mandante del delitto, di Sergio Lorenzo, fratello di Joel, e di Juan Maria Guzman, che avrebbe avuto un ruolo da mediatore. Un secondo vede invece imputati Candy Maria Rodriguez e José Mateo Garcia, rispettivamente mediatrice e presunto esecutore materiale del delitto. I due processi sono stati riuniti perché, come ha detto il presidente della Corte d'Assise, Iuri De Biasi, evidentemente connessi, e in essi entra a sorpresa la confessione del giovane domenicano, che conferma di essere stato tra i 3 che si recarono a casa della Ceschin, ma dalla porta, così ha riferito, entrò solo Garcia, mentre i 2 fratelli Lorenzo rimasero all'esterno, uno sull'uscio, l'altro all'esterno della recinzione. Sicuramente un atto di indagine che per la procura costituisce sicuramente un punto di partenza importante, però bisognerà vedere se verrà poi confermata le dichiarazioni nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. Se dunque le ammissioni di Joel e la chiamata in correità dei 2 complici avvalorano le tesi dell'accusa, anche la difesa incassa dall'interrogatorio un punto a favore. Ha dichiarato lo Joel che lui e il fratello rimasero molto sorpresi dall'aver acquisito la notizia della morte della signora Ceschin. Questo significa evidentemente che, quantomeno da parte dei 2, non c'era nessuna volontà omicidiaria, e quindi, se fossero confermate tutte le circostanze ipotizzate dalla procura, potrebbe trattarsi di un reato diverso da quello di un omicidio volontario. Qualcosa è andato storto, aveva dichiarato ai complici dopo la morte della Ceschin Sergio Lorenzo. Stessa sorpresa dunque da parte di Joel, che al pubblico ministero Michele Permunian ha dichiarato di aver saputo che sarebbe andato a delinquere, ma di aver pensato si trattasse di questioni di droga e non certo di un omicidio. La Corte ha calendarizzato un'udienza ogni 15 giorni da qui a luglio. Aver riunito i processi renderà più fluidi i lavori. Chiaro che per fare luce su una vicenda così complessa è necessario avere una visione unitaria ed insieme di tutti gli atti di indagine.
Una folla commossa nel pomeriggio ha detto addio al piccolo Andrea Crosato, scomparso a 7 anni a causa di una malattia rara. Ai funerali anche i suoi amati supereroi come l'Uomo Ragno. Ora sei uno di loro in paradiso, il servizio di Nicola Mercato. Ci sono degli angeli che non hanno le ali, ma che hanno gli occhi e il cuore limpidi come il cielo. Uno di loro è Andrea. La comunità di Motta di Livenza si è riunita in un abbraccio colmo di affetto e solidarietà per dare l'ultimo saluto al piccolo Andrea Crosato, il bambino di 7 anni scomparso a causa di una malattia rara. La Basilica di San Nicolò non è riuscita a contenere amici e familiari, tutti venuti a rendere omaggio a un'anima tanto giovane quanto amata. Fra loro anche i compagni della classe prima D della scuola primaria Geronimo Aleandro, tutti con una rosa bianca in mano, uniti nel ricordo del loro amico. I tuoi genitori, caro Andrea, ti pensano ora a vivere uno dei tuoi più grandi sogni, un sogno che rende polvere i nostri sogni, stare in piedi e correre, correre, correre. La bara bianca, simbolo di purezza e innocenza, era adornata da un cuscino di rose bianche. A salutare Andrea anche i suoi beniamini dei fumetti, Capitan America, Batman e l'Uomo Ragno, il suo supereroe preferito che figurava anche in una ghirlanda di rose bianche. Accanto a mamma Laura e papà Domingo, chiusi nel loro dolore, nemmeno lui è riuscito a trattenere le lacrime. Fuori, nel piazzale della chiesa, a messa finita, la zia di Andrea ha letto una lettera commovente. Oggi non è la fine, ma è un nuovo capitolo di un nuovo libro, dove come un supereroe ti sei trasformato e sei in paradiso, tra le nuvole fatte di zucchero filato, a saltare come Spider-Man, a spruzzare ragnatele e a correre veloce come Sonic, in compagnia degli angeli. Guardaci dall'alto, ti vogliamo bene. Ciao Andrea, ciao Pastroccio. Andrea rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto, un piccolo eroe che anche nel momento dell'addio ha saputo unire una comunità con il suo sorriso indimenticabile. Poi compagni di gioco del piccolo assieme a Capitan America, Batman e naturalmente dall'Uomo Ragno hanno liberato in cielo dei palloncini e deposto delle rose bianche a fianco al loro amico. Schianto tra due auto durante un sorpasso a Quinto di Treviso questa mattina, impressionante lo scontro, fortunatamente i feriti non sono gravi. La signora chiamava aiuto, il ragazzo si è rotto un po' con la scarpa il vetro della macchina vetro e poi lui è entrato dentro, ha slacciato la cintura e poi un altro signore che era in macchina dietro è venuto, si è salito sopra la macchina, si è aperta la porta, ha tirato fuori la signora prima e poi anche il signore. Ore 11, via Cornarotta sulla provinciale 17 che collega Quinto di Treviso a Santa Cristina. La scena alla quale si trovano di fronte i soccorritori è drammatica. Un'auto ribaltata, un'altra finita fuori strada in un fossato e solo per un miracolo le persone coinvolte non sono gravi. 2 sessantenni a bordo di una Panda, una cinquantenne a bordo di una Nissan. Più giovane il dipendente di una rivendita di ortofrutta che si trovava nelle vicinanze è intervenuto per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro. Ha soccorso per primo gli infortunati che erano ancora dentro nei loro veicoli e si è ferito perché si è tagliato praticamente coi vetri, soprattutto della Fiat Panda. L'allarme è stato lanciato da una donna di passaggio che si è fermata perché ha visto appunto la scena un po' drammatica. Comunque adesso stiamo valutando cos'è successo realmente. L'importante è che un soccorritore gli abbia anche dato una mano e chiamato i soccorsi, che sono arrivati tempestivamente. Secondo le prime indagini sembra che l'automobilista alla guida della Panda, il sessantenne, stesse percorrendo la strada in direzione di Santa Cristina quando, nel tentativo di svoltare a sinistra per entrare nel giardino di una casa, la sua auto è stata colpita sulla fiancata a sinistra dalla Nissan guidata dalla cinquantenne che è finita nel fosso adiacente. Mi ha detto il proprietario della macchina rossa. Cosa ha detto?
Ha detto che voleva girare qui e le ha messo la freccia e la signora si è sorpassata. L'urto fortissimo poteva essere fatale per le persone a bordo della Panda, che invece fortunatamente, pur sotto shock, sono uscite a fatica dall'auto ribaltata. La signora diceva che tanta mal di schiena, anche mal alla spalla. Il signore invece aveva un ematoma sulle orecchie e anche alla spalla sinistra. Voi siete stati i primi a soccorrerli? Sì, io e il ragazzo là. La polizia locale di Quinto di Treviso e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente e determinarne le cause. Verso le 12:30 la via è stata aperta al traffico. Lotta alle baby gang e alla violenza giovanile, giornata di controlli straordinari da parte dei carabinieri in stazione a Lancenigo di Villorba, mentre la questura di Treviso ha sospeso l'attività per 7 giorni del locale di Ponte della Priula che nelle settimane scorse ha affisso l'ormai famoso famigerato cartello antimaranza. Non è bastato il cartello antimaranza, che tanto ha fatto discutere, ad allontanare lo spettro di un provvedimento della questura nei confronti del Casanegra, locale di Ponte della Priula, all'esterno del quale a Capodanno si era sviluppata un'aggressione shock ai danni di un 18enne, sfregiato al volto con dei cocci di bottiglia. Un episodio grave, ma evidentemente non isolato, con una nota dell'autorità di polizia che parla di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Da qui la sospensione di 7 giorni dell'attività, cui si aggiunge un'ordinanza del sindaco di Susegana Gianni Montesella che detta di fatto un coprifuoco per i locali di via Tempio Votivo, proprio la via del Casanegra. Alle 22 si spegne la musica, alle 23 si chiude. La misura è soltanto per i locali in quella via, perché obiettivamente è l'unica via dove abbiamo riscontrato dei problemi. L'unico punto in cui abbiamo avuto problemi in questi ultimi 3 mesi, per cui sicuramente è sorvegliata speciale. E sorvegliata speciale resta un'altra zona calda della Marca, ovvero la stazione dei treni a Lancenigo di Villorba, dove nelle prime ore del giorno i carabinieri hanno effettuato dispositivi straordinari di controllo contro baby gang e devianza giovanile. Decine i ragazzi identificati con il monitoraggio che ha dato un confortante esito negativo. Controlli, assicurano dall'Arma, che proseguiranno anche nelle prossime settimane. Arma dei Carabinieri che ha portato avanti anche un'importante operazione contro il lavoro in nero, multe per 130.000 euro, lavoratori senza contratti nei campi tra Maserata e Fontanelle, raffica di sanzioni nei cantieri edili da Pieve del Grappa a Valdobbiadene. Ne spunta anche un'agenzia di pompe funebri. Non solo imprese agricole e del settore edile. Nella maxi operazione dei Carabinieri contro il lavoro in nero è finita nel mirino anche un'agenzia di onoranze funebri dell'Interland trevigiano. Impiegava senza contratti né tutele un necroforo che si occupava dei servizi di sepoltura. Questo il caso forse più curioso di una lunga serie scoperta dai militari del NIL, il nucleo ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Arma territoriale. Nel complesso i lavoratori invisibili sono 10, 2 addirittura clandestini sul territorio nazionale. 6 sono stati individuati mentre potavano delle viti in un campo agricolo di Maserata, 3 invece su un terreno di Fontanelle, sempre con le stesse mansioni. In entrambi i casi l'attività imprenditoriale è stata sospesa in attesa di regolarizzazione. Una raffica di sanzioni ha riguardato il comparto delle costruzioni da Villorba a Valdobbiadene, passando per Loria e Crocetta del Montello. A Pieve del Grappa è stata sospesa un'azienda che stava usando ponteggi non idonei, mettendo in pericolo i dipendenti. Altissimo il rischio di caduta nel vuoto riscontrato nei sopralluoghi. In tutto 37 le posizioni vagliate, mentre sono state comminate sanzioni per 130.000 euro. E a proposito di sicurezza sul lavoro, 10ª udienza in tribunale a Treviso del processo per la morte di Mattia Battistetti, presidio all'esterno di Palazzo di Giustizia con il segretario nazionale della Rifondazione Comunista Acerbo, che ha ribadito l'importanza dell'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Questo processo sta diventando un caso molto importante ed esemplare per tutto il Paese. Di fronte alla strage, allo stillicidio di omicidi sul lavoro, è importante che si crei
si chieda giustizia per Mattia, ma lo si chiede per tutti. Quello per la morte di Mattia Battistetti è un processo simbolo per il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, presente al presidio davanti a Palazzo di Giustizia in aula per la 10ª udienza a carico dei 6 imputati a cui la procura contesta l'omicidio colposo e l'inosservanza delle norme di sicurezza. Striscioni, manifesti, davanti al tribunale ancora una volta rappresentanze sindacali di alcune delle principali aziende della Marca e del territorio del Nord Italia, e lo stesso Acerbo, che alla prima uscita pubblica da riconfermato segretario di Rifondazione ribadisce l'importanza dell'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Troppo spesso c'è impunità o condanne assolutamente offensive per la dignità di lavoratrici e lavoratori. C'è bisogno di sanzioni e c'è bisogno di controlli. L'udienza si è svolta non senza tensioni ed è stata aggiornata al prossimo 13 marzo. È stato sentito l'ingegnere che avevamo nostro di parte civile, è stato bloccato dagli avvocati degli imputati, e quello che ho respirato io da mamma è stato quasi un non voler ammettere che in quel cantiere di sicurezza non c'era proprio niente. Questo è il motivo per cui non è stata data la parola a questo ingegnere. Il giudice ha accettato, quindi adesso ci ritroveremo in aula il prossimo a marzo. Saranno celebrati sabato mattina alle 10:30 nella chiesa di San Biagio di Callalti i funerali del ristoratore Giuliano Faloppa, che con i familiari, il papà Silvano, mancato qualche anno fa, la mamma Rosanna e la sorella Eva, gestiva la trattoria da Faloppa di San Martino a Olmi. Giuliano è morto nella serata di ieri a soli 53 anni per una malattia contro la quale combatteva da tempo. Domani alle 19 sempre in chiesa a San Biagio sarà recitato il rosario. La morte di Faloppa ha destato grande cordoglio nel mondo della ristorazione, che perde un altro dei suoi rappresentanti più significativi. Commozione e sbigottimento a San Biagio. Faloppa aveva lavorato fino a qualche giorno fa, poi l'aggravarsi delle sue condizioni fino al doloroso epilogo. Voltiamo decisamente pagina, i temi dell'attualità. Arriva in regione il caso dell'ex polveriera di Volpago del Montello, sollevato con i nostri servizi, da luogo simbolo dell'esercito a simbolo del degrado. Per questo il consigliere regionale Zanoni ha depositato un'interrogazione urgente alla giunta regionale di 20 colonia artistica, una delle proposte sul tavolo. Sapere adesso dal vostro servizio di questa situazione di degrado è una cosa che veramente crea molto dispiacere. È chiaro che la situazione è fuori controllo. Io ho voluto porre l'attenzione alla giunta regionale di questa situazione, che ritengo inaccettabile, affinché la giunta regionale valuti come poter procedere. Scoperto il vaso di Pandora dell'ex polveriera di Volpago del Montello, il caso dai nostri schermi passa a Palazzo Balbi attraverso un'interrogazione del consigliere regionale Andrea Zanoni. Sdemanializzata nel 2013 è passata poi al Comune, l'area con i suoi 4 chilometri di perimetro da deposito strategico per l'esercito è diventata luogo di degrado, depredata, umiliata, vandalizzata, smontata pezzo per pezzo. Ho posto l'attenzione alla giunta regionale affinché intervenga magari con gli enti strumentali e le organizzazioni di competenza regionale come l'ARPAV o Veneto Agricoltura, affinché vengano valorizzate queste aree, ma soprattutto tutelate. Non è possibile che ogni mese ci siano buchi nelle recinzioni di estranei che vanno all'interno per saccheggiare quello che rimane degli edifici, addirittura il legname. Insomma, bisogna innanzitutto fermare lo stillicidio prima di passare a un piano di valorizzazione, e questo in un'area peraltro protetta dall'Unione Europea nell'ambito della rete Natura 2000, tra le progettualità la creazione di un polo di monitoraggio della flora o l'istituzione di una scuola nel bosco. Non solo. Destinare poi spazi ad attività artistiche come colonie artistiche, land art, come hanno già fatto altri parchi o altre realtà come queste in aree di rete Natura 2000. Ma una cosa è certa, la situazione non può essere lasciata così in degrado, alla mercé del primo arrivato, che è consapevole che non c'è un minimo di vigilanza, dove può fare di tutto di più in strutture che appartengono a tutti i cittadini. Non può essere lasciato in stato di abbandono.
E c'è un'altra interrogazione alla Giunta di Andrea Zanoni che sta facendo discutere, riguarda il nuovo ponte di Vidori, il cui iter è iniziato nelle settimane scorse in provincia a Treviso. È guerra, è letteralmente guerra sui costi dell'opera. L'attuale ponte proposto, che è in fase di valutazione di impatto ambientale in provincia di Treviso, costa 130 milioni di euro. È coerente con le opere di questo tipo che vengono realizzate in Italia e in Europa. Un costo coerente, 130 milioni di euro, per un'infrastruttura che buona parte dei sindaci continua a definire strategica. Parliamo del nuovo ponte di Vidor, croce e delizia di generazioni di amministratori dell'Alta Marca, ma soprattutto di quei 30.000 automobilisti che ogni giorno lo percorrono, restando nelle ore di punta intrappolati. L'iter è finalmente iniziato al Sant'Artemio, riguarda la valutazione di impatto ambientale. Siamo dunque alle premesse, ma è già guerra, con il consigliere regionale Verde Andrea Zanoni che lo ha definito con un'interrogazione alla Giunta impattante e costosissimo, ricordando come Veneto Strade nel 2021 avesse elaborato un'ipotesi alternativa di tracciato più corta di 1 chilometro e dal costo di 47 milioni di euro, meno della metà dell'ammontare attuale. Qualcuno ritiene impattante, però dobbiamo considerare che l'impatto attuale del traffico sui comuni di Cornuda, di Vidor soprattutto e di Covolo è sicuramente più importante da un punto di vista della salute, quindi i benefici che ricadranno su queste popolazioni sono sicuramente di gran lunga maggiori. Lo stesso Sartor, cui si aggiunge il vicepresidente della provincia Fabio Maggio, tra l'altro vice sindaco a Pederobba, ricorda come quello in esame sia l'unico progetto ingegnerizzato o studiato in maniera approfondita. Basta, signori del no, ha scritto Maggio in una nota, seguito a ruota dai consiglieri regionali Tommaso Razzolini e Alberto Villanova. Insomma, il centrodestra rivendica la linea. Dobbiamo considerare che l'attuale ponte di Vidore è stato costruito nel 1913 e oggi sono cambiate le situazioni sia da un punto di vista della viabilità sia quelle di natura economica. Pertanto questi territori richiedono un'infrastruttura che sia assolutamente nuova e coerente con questo contesto storico. Va detto, per rasserenare gli animi su ambo i fronti e per dovere di cronaca, che al momento non ci sono i soldi per alcun tracciato, zero assoluto. Le visite e gli appelli a Roma per il momento sembrano non aver sortito effetto. La storia infinita del nuovo ponte di Vidor non è certo finita qui. A 350 giorni dal via alle gare delle Olimpiadi di Milano Cortina ci si chiede chi sarà alla guida del CONI, visto che il mandato di Giovanni Malagò scade a maggio e la legge non prevede ulteriori incarichi. In questo quadro torna in pista l'ipotesi di Luca Zaia. Il ministro dello sport Andrea Abodi oggi si è espresso sul tema ai nostri microfoni, ai microfoni di Marta Marangon, e ha utilizzato parole nette. Non esprimo opinioni personali, dico semplicemente che c'è una norma e quella norma verrà rispettata. Nessun ulteriore mandato alla guida del CONI per Giovanni Malagò, oltre a quello in scadenza il prossimo maggio. Le parole del ministro per lo sport Andrea Abodi sembrano escludere eventuali ricandidature per l'attuale numero 1 del Comitato Olimpico Italiano. Ad Asolo, a margine dell'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport, il ministro parla delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina. A 350 giorni dal via alle gare non si sa chi allora guiderà il CONI nella regione Veneto, se verrà confermato, come sembra, il voto in autunno. E mentre sembra sempre più remota la possibilità di un ulteriore mandato per Luca Zaia, torna ad affacciarsi l'ipotesi CONI per l'attuale presidente della regione. Il CONI si autodetermina, ci sono i soggetti che hanno titolo per votare il prossimo presidente del CONI, chiunque sarà una persona che guiderà con qualità questo meraviglioso mondo dello sport istituzionalizzato, che è fatto di milioni di tesserati, che è fatto di centinaia di migliaia di associazioni sportive, piccole realtà, piccole e grandi realtà, e noi daremo tutta la nostra collaborazione chiunque ci sarà. Qui siamo in Veneto, potrebbe essere Luca Zaia? Beh, questo non lo so, dipende un po' soprattutto dalla volontà della persona che si potrebbe candidare e soprattutto dalla volontà di quelli che devono votare.
Una situazione che ovviamente fa discutere anche il mondo sportivo veneto. Trovo sperequato che l'unico ente che ha un limite di mandati sia il CONI. Malagò meriterebbe di continuare, se non può continuare lui, come confermato anche recentemente dal ministro, si vedranno le prospettive. Un veneto a presidente del CONI, perché no? E il ministro Abodi oggi era ad Asolo per un importante taglio del nastro. €2.800.000 di investimento, un campo da gioco per basket, volley, calcio a 5, palestra e spalti con 300 posti a sedere, inaugurato il nuovo palazzetto dello sport di Asolo. È importantissimo e desiderato, perché erano anni che si parlava di palestra, di palazzetto dello sport, di Palà. Abbiamo fatto questa struttura nuova, moderna, e oggi la inauguriamo finalmente dopo anni. Taglio del nastro alla presenza del ministro dello sport Andrea Abodi, dei vertici del CONI e dell'ufficio scolastico, oltre a molti sindaci del territorio, associazioni e a tanti ragazzi delle scuole asolane. Il Palà Asolo è adiacente al plesso scolastico di Via dei Tartari e sarà al servizio degli studenti per le attività sportive, ma non solo. Chi lo utilizzerà non saranno solo le scuole, ma anche le associazioni sportive e anche qualcosa in più la fruizione del pubblico, perché faremo anche spettacoli eventuali sia teatrali che anche di altra natura. Un palazzetto all'avanguardia, fortemente voluto dall'amministrazione comunale dopo la costruzione delle nuove scuole, realizzato all'insegna della sostenibilità ambientale e del massimo risparmio energetico. Una struttura importante per il territorio, soprattutto per i ragazzi, che potranno praticare lo sport e attraverso l'attività sportiva essere educati in maniera sana ai valori della solidarietà, del rispetto, della lealtà, come riconosciuto anche dalla Costituzione. Ancora cronaca dal territorio subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di scuole, in particolare del futuro 21 anno scolastico 2025-2026, perché ci sono i dati, i numeri delle iscrizioni, premiate le scuole tecniche. Calano i licei, crescono gli istituti tecnici e professionali. Il prossimo anno scolastico in Veneto, pur segnato dal calo demografico che si fa sentire soprattutto alle superiori, sarà caratterizzato dalla scelta dell'istruzione tecnica da parte degli studenti, con il Veneto prima regione d'Italia in percentuale di crescita. Questo perché c'è una cultura anche del lavoro e della sinergia tra mondo delle imprese e scuola che va avanti da tanto tempo e che ha portato sempre ottimi risultati, soprattutto per la ricaduta poi attraverso la formazione nel mondo del lavoro, peraltro anche specializzazione. Il calo demografico c'è e si sente anche nella scuola, come del resto in tutto il paese. Calano di oltre 9.000 unità, meno 5,2% gli iscritti alle prime classi tra primarie e secondarie, con alcune scuole, è cronaca di questi giorni, costrette a chiudere i battenti. Noi stiamo cercando di venire incontro a tutti i bisogni delle scuole, aiutarli, perché comprendiamo perfettamente i loro bisogni e le loro necessità. È chiaro che comunque bisognerà lavorare col tempo per creare un sistema un po' più sinergico tra gli stessi istituti. Dai temi della scuola a quelli sociali, al Menegazzi una mostra sui caregiver. L'obiettivo è quello che i caregiver non si sentano soli, ma si sentano accompagnati da un gruppo che può aiutarli e sostenerli, che quindi ogni caregiver di fatto non sta vivendo da solo la sua esperienza di cura, ma che ci sono altre persone che la stanno affrontando, e unirsi può aiutare sicuramente a diminuire il carico. Una mostra che racconta anche attraverso le immagini la realtà di un caregiver, e lo fa con la sensibilità di chi solo può aver attraversato umanamente questo percorso difficile e spesso doloroso. Un percorso però che, se condiviso, diventa più facile da sopportare. Prendersi cura di qualcuno, soprattutto quando si parla di un genitore, di un fratello, di una sorella, qualcuno che ci sta molto a cuore e che quindi poi dopo diventa
faticoso anche supportare nelle sofferenze. Siamo all'Istituto Menegazzi, dove è stata allestita una mostra affascinante e toccante, gli scatti di Arianna, le parole della sorella Silvia, entrambe caregiver. Loro, insieme ad un gruppo, hanno partecipato al progetto Caregiver Veneto in Rosa, ideato da ISRA con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Le immagini raccolte dall'una, le emozioni riportate dall'altra. Di conseguenza è nata l'idea di valorizzare la sintesi di questo percorso e ospitare presso di noi, perché ISRA è il soggetto proponente e che ha realizzato poi il progetto, questo angolo espositivo a beneficio non solo in realtà dei trevigiani, ma di chiunque, auspichiamo anche da tutto il Veneto e oltre, possa venire a trovarci. Dà lo stimolo per condividere delle emozioni e quindi un po' rivedersi nel percorso oppure confrontarsi, per cui in realtà diventa un'ottima occasione di socializzazione dei vissuti delle persone. Una mostra capace di muovere emozioni in chi l'affetto e la dedizione di un caregiver lo sente quotidianamente e in chi lo esercita, aperta tutti i giorni con gli orari della casa di riposo. Andiamo adesso a Belluno. 12 imprese edili irregolari e multe per 100.000 euro complessivi. Blitz dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nei cantieri in centro a Cortina d'Ampezzo. Ispezioni in materia di lavoro hanno riguardato le imprese edili sostanzialmente rispettose delle norme giuslavoristiche, ma è stata decisamente poco favorevole la constatazione di carenze diffuse in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare i militari del NIL di Venezia con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Belluno e della compagnia di Cortina hanno rilevato criticità per il mancato rispetto della viabilità di cantiere, esposizione in quota con esposizione alle cadute dall'alto, difformità nella documentazione di cantiere, mancato rispetto dell'obbligo di vigilanza a carico dei coordinatori e dei direttori dei lavori. Al termine dei controlli i carabinieri hanno adottato anche 3 provvedimenti di sospensione a carico di altrettanti imprese edili per gravi violazioni attinenti al pericolo di cadute dall'alto. Così dunque a Cortina, dove il tema chiaramente in questi mesi di cantieri olimpici ha un peso specifico. E a proposito di Olimpiadi, ritorniamo sulla visita oggi ad Asolo del Ministro allo Sport Andrea Abodi, che abbiamo intervistato in esclusiva. Abodi che ha detto: siamo pronti per farci trovare pronti, e fa un punto aggiornato dei lavori. Ma oggi è anche la giornata di rinnovate polemiche, l'ultima in ordine di tempo l'ha lanciata su Facebook l'ex sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina. Facebook ha riaperto un cassetto e Gianpietro Ghedina, ex sindaco di Cortina, tra gli artefici con il presidente della regione Luca Zaia della candidatura olimpica della regina, a 3 anni dal passaggio del testimone a Pechino 2022 ha deciso di fare la sua analisi realistica quanto amara di ciò che è stato e di quel che sarà. Non sarà quella che doveva essere la grande occasione di Cortina, del Cadore, della provincia di Belluno, scrive Ghedina, e il riferimento al rilancio infrastrutturale ed immagine del paese avvenuto, afferma, in modo parziale, frammentario, disordinato e senza adeguata comunicazione. Dal villaggio olimpico a Socrepes, che è e resta strategico, ma bisogna fare in fretta. Dal piano parcheggi all'assenza totale di informazioni riguardo l'apertura o la chiusura delle attività, da quelle ricettive come i rifugi ai maestri di sci. Si viaggia a vista, dice Ghedina, che si sofferma su quell'entusiasmo ormai scemato e sui ritardi delle opere. Questioni che per l'ex sindaco, oggi consigliere d'opposizione, avrebbero meritato confronto e approfondimento con la cittadinanza, anche con un certo orgoglio. Diversi i like alla disamina di Gianpietro Ghedina, e tra i pollici in su spicca quello lasciato dall'amministratore delegato di Simico e commissario di governo Fabio Massimo Saldini, che il 6 febbraio scorso ha guidato la nostra troupe in un tour esclusivo nel cantiere della pista da bob. Un impianto all'avanguardia, ha ribadito ad Asolo il ministro dello sport Andrea Abodi. Siamo pronti per farci trovare pronti. Può sembrare un gioco di parole, ma è la verità, quindi voglio rassicurare del lavoro operoso che stanno facendo donne e uomini in questo cantiere, che è veramente affascinante, che ci consegnerà una pista per queste 3 discipline che sarà un'eccellenza mondiale. Il ministro ha risposto anche sulla querela in corso relativa alla vendita dei biglietti per assistere alle gare, e a Cortina quelli per bob, slittino e skeleton non sono ancora disponibili. Non è che sia rimasta indietro la biglietteria del bob, dello skeleton e dello slittino per il cantiere, è che c'è una programmazione fatta con il CIO, quindi ognuno avrà la sua soddisfazione per tutte le tasche, come si suol dire.
dire, perché è importante che le Olimpiadi siano accessibili anche dal punto di vista del costo del biglietto, anche se il grande spettacolo sarà anche televisivo. La cronaca a 3 anni di distanza dall'ultimo devastante incendio. Un altro rogo è divampato questo pomeriggio nei boschi di Soffranco, il borgo a 6 km da Longarone che si incontra salendo la 251 verso la Val di Zoldo. Mobilitata la protezione civile, vigili del fuoco e volontari. Vista la situazione, la sala operativa della protezione civile regionale ha attivato anche l'elicottero per supportare le operazioni di spegnimento che potrebbero preannunciarsi difficoltose. L'attività, fa sapere l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Botaccin, è coordinata dal direttore delle operazioni di spegnimento dei servizi forestali della Regione del Veneto, così dunque a Soffranco. Ed è stato provvidenziale, davvero provvidenziale, l'intervento di una pattuglia della volante della questura di Belluno che lunedì sera ha contribuito a salvare la vita a un automobilista sorpreso da una grave crisi ipoglicemica. L'uomo era all'interno della sua auto ferma nei pressi del Parco Città di Bologna. Ignari gli automobilisti che lo precedevano continuavano a suonare il clacson per sollecitarlo a riprendere la marcia. I poliziotti in transito, supponendo si trattasse di un banale guasto meccanico, si sono avvicinati alla macchina scorgendo il conducente in uno stato di disorientamento e per nulla reattivo. Intuendo la gravità delle condizioni dell'uomo, i poliziotti lo hanno caricato sull'auto di servizio e trasportato al pronto soccorso, dove i medici sono riusciti a intervenire prontamente e a scongiurare la peggiore delle ipotesi. Voltiamo pagina, parliamo del ponte della Vittoria di Belluno. Scende in campo un importante testimonial. Vediamo di chi si tratta. Si continua a votare per i luoghi del cuore del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Il Castello di Feltre è sempre al 9° posto della classifica nazionale. Il Ponte della Vittoria di Belluno è una delle località venete più votate, alle spalle del Giardino Salvi a Vicenza e della casa natale di San Pio X in quel di Riese, che hanno già superato la soglia cruciale di 2.500 voti, dell'ex complesso di San Tommaso Vicenza, che ci è vicino, e della torre Campanari di Santa Sofia a Rovigo, che invece, come il Ponte della Vittoria, rincorre ancora quei 2.500 minimo necessario per essere inseriti tra i luoghi del cuore. Testimonial d'eccezione per sostenere la candidatura, così come hanno fatto per altri siti, volti celebri, quali Saturnino, Licia Colò, Maurizio Laurito, Cristiana Capotondi o Milli Carlucci, un'attrice veneziana di nascita, romana di residenza, ma bellunese d'adozione per ragioni di cuore. Il Ponte della Vittoria, che è un ponte meraviglioso che io sto scoprendo, è un ponte che ha bisogno di cure, per questo è stato inserito nella campagna Posto del Cuore organizzata dal FAI e ha bisogno di essere restaurato. È un ponte antichissimo, pensate che sta per compiere 100 anni, infatti è stato costruito subito dopo la Prima Guerra Mondiale e quindi il mio invito è quello di votarlo nella campagna che è stata appunto istituita dal FAI. Il Posto del Cuore è molto semplice, bisogna andare sul sito del FAI e cliccare il Ponte della Vittoria, mi raccomando, perché possiamo fare la differenza uniti e possiamo restituire agli antichi fasti questo ponte meraviglioso che, tra parentesi, apre le porte alla città di Belluno, che è una città che io ho nel cuore. Come ha detto Caprioglio, per votare basta andare nel sito del FAI. Possono votare anche i minorenni e si possono votare più luoghi. Votazioni quindi aperte. Riapre domani, sarà visitabile fino a domenica a Longarone Arte Fiera Dolomiti, la rassegna di grandi artisti giunta alla sua 20ª edizione, scultura, pittura fotografica in un percorso unico anche per vedere all'opera i grandi maestri come Vico Calabrò, che sabato scorso ha ricevuto un riconoscimento alla carriera nell'arte dell'affresco. Questa è un'esposizione molto particolare perché innanzitutto celebra i 20 anni, ma soprattutto poi si è anche caratterizzata e si caratterizza per il discorso delle mani perdute, che è un titolo che abbiamo voluto mettere, suggerito da Mauro Corona. Il lavoro delle mani che scolpiscono, che modellano, che tratteggiano, che dipingono. È l'arte in fiera a Longarone, quest'anno arricchita dal riconoscimento alla carriera del maestro dell'affresco italiano Vito Calabrò. Un'esposizione di opere davvero uniche, come le sculture del maestro del legno Augusto Müller, pezzi da ammirare e da collezionare.
Ma Arte Fiera Longarone punta a coinvolgere materialmente il visitatore, interpretando appieno il tema delle mani attraverso dei laboratori dove ammirare i maestri all'opera. Il visitatore apprezza e capisce cosa c'è dietro un'opera d'arte, o vuoi un'incisione, o vuoi come si fa un affresco, o vuoi come si fa un mosaico. Deve essere anche un momento educativo, specialmente per i giovani. Oltre 200 gli espositori, in un percorso artistico davvero unico, dove c'è spazio anche per veri e propri eventi, come l'area dedicata alle immagini del grande fotoreporter di epoca partito dal bellunese per Milano, Mario De Biasi. Poi c'è la mostra di Lele Vianello, collaboratore di Ugo Pratt, poi ci sono Elio Ciol, altra grande mostra, anche lui di fotografia, di Pordenone, Pio Penzo con l'incisione, insomma c'è una serie di mostre tutte da venire a vedere e da visitare. Un itinerario artistico percorribile da venerdì a domenica prossima all'interno dei padiglioni della Fiera di Longarone. Ci lasciamo quindi in bellezza per questa edizione, non ho altri aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana, e quindi tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.